Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Intanto do di nuovo il benvenuto in sede istituzionale nella conferenza stampa alla dottoressa Ferraccioli, sindaco di Castelnuovo Bariano, e a tutti voi. Avevamo avuto modo di vederci prima per le stanze del Palazzo Ferrofini e sono molto felice che ci sia questa collaborazione tra le istituzioni e il territorio con dei ragazzi, le giovani generazioni che incominciano a toccare con mano i luoghi dove si decide o si cerca di fare il meglio delle nostre comunità, quindi stimolare la partecipazione attiva, stimolare la voglia di incidere sui propri territori. E qui siamo per un'occasione importante, la 157esima Fiera di San Rocco. Io ne ho parlato col sindaco e sono curioso di conoscere sempre di più rispetto a questa fiera. Quello che mi piace è l'idea di partire dalle radici per costruire il futuro, quindi la valorizzazione delle nostre tradizioni di cui le comunità devono essere orgogliose, per capire chi siamo e capire anche in che direzione possiamo andare per far conoscere questo splendido territorio che è il nostro Veneto e in particolare il Polesine. Io in campagna elettorale ho avuto occasione di essere ospite della sindaco e mi è molto piaciuto lo spirito di comunità che Castelnuovo Bariano ha e che sicuramente verrà espresso in questa bella fiera che è ultracentenaria, quindi sicuramente una radice molto profonda da cui attingere e conoscere sempre di più la nostra identità. Quindi rinnovo il mio benvenuto, ringrazio la sindaco e tutti voi di essere qui, soprattutto con tanti ragazzi a cui viene affidato il nostro futuro. Ecco, grazie davvero. Io voglio ringraziare innanzitutto il consigliere e capogruppo Giovanni Manildo per averci invitato in questa prestigiosa cornice per poter presentare la nostra 157esima edizione della Fiera di San Rocco, che quest'anno avrà anche un'importante novità che poi avrò modo assolutamente di raccontarvi. Però prima di questo voglio ringraziare anche tutto il gruppo consigliare del Partito Democratico che ci hanno invitato qui oggi, perché davvero hanno fatto di tutto per farci sentire accolti e per farci anche visitare questo palazzo e farci sentire l'importanza delle istituzioni e capire quanto è importante anche conoscere la realtà di chi governa la nostra regione. Quindi ringrazio lei, ringrazio te, insomma, ringrazio tutto il gruppo e voglio fare un ringraziamento particolare a Giovanni Manildo dandogli un libro che abbiamo fatto realizzare quest'anno dal gruppo Padusia, che è un'associazione di storici che racconta la storia dei 7 comuni del Polesine Superiore, ed anche di questo dopo vi dirò che cos'è il Polesine Superiore. Però insomma intanto con questo libro qua un po' si approfondisce bene qual è la storia del nostro territorio, perché i 7 comuni hanno tante caratteristiche in comune, quindi abbiamo potuto tirare fuori un'identità che ci rende riconoscibili e ci siamo dati il nome di Polesine Superiore. E intanto questo è per te. Grazie. E poi assolutamente lo invito il 27 di agosto a venire a Castelnuovo Bariano per una occasione speciale che è proprio dedicata alle autorità e alle istituzioni, a tutti gli enti che sempre ci sostengono, per cui spero che verrai a Castelnuovo Bariano il 27 di agosto. Grazie, vengo sicuramente. Grazie. Grazie. Okay. Grazie. Sì. Ma rimango qui perché, ecco, poi volevo anche leggervi una cosa. Un attimo. Ecco, allora, ovviamente
Un ringraziamento va anche al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ci ha fatto pervenire questo messaggio che ora vi leggo, perché appunto oggi non è potuto essere qui. Quindi mi scrive: gentile Sindaco Ferraccioli, ho letto con piacere la sua richiesta di incontro in occasione della conferenza stampa di presentazione della 157esima edizione della Fiera di San Rocco di Castelnuovo Bariano, in programma per oggi qui in Consiglio regionale del Veneto. La ringrazio per le parole di stima contenute nella sua comunicazione, con la quale mi ha illustrato il programma della manifestazione. Ho apprezzato in modo particolare l'attenzione riservata alla valorizzazione delle tradizioni, del territorio, delle sue eccellenze gastronomiche e al coinvolgimento dei giovani in un percorso di conoscenza delle istituzioni, iniziative che meritano sincero apprezzamento e condivisione. Purtroppo, a causa di impegni già programmati, non mi sarà possibile incontrarvi. Desidero comunque rivolgere a lei, al Consiglio di amministrazione della Proloco, alle associazioni di volontariato e a tutti i partecipanti il mio più cordiale benvenuto a Palazzo Ferrofini, la casa dei Veneti. Un saluto particolare desidero rivolgerlo ai bambini e ai ragazzi che prenderanno parte alla visita, con l'augurio che questa esperienza possa rafforzare il loro interesse verso le istituzioni e la partecipazione alla vita civica. Nel formulare i migliori auguri per la piena riuscita dell'iniziativa e con l'auspicio che la Fiera di San Rocco continui a rappresentare un importante momento di promozione del territorio, delle sue tradizioni e della coesione della comunità, le porgo i miei più cordiali saluti. Ecco, questo è il messaggio di Luca Zaia. Bene. Ovviamente devo però anche aggiungere un ringraziamento alla Proloco, perché oggi è venuto qui non solo il Presidente ma anche vedo il CDA, quindi abbiamo una buona fetta di chi gestisce e organizza l'associazione Proloco di Castelnuovo Bariano, ed anche comunque altri rappresentanti delle associazioni che ogni anno collaborano con entusiasmo alla realizzazione della fiera, e a tutti i volontari che con passione e spirito di servizio dedicano tempo ed energie alla crescita della nostra comunità. Quindi, 2 e 3, sì, adesso vi dirò i numeri allora, perché non... La 2, il bello della diretta. Ecco, allora... questa è la 3, fermo. Questa è la 2, questa è la 2, ok. E quindi la 3. Bene, quindi ovviamente l'ultimo ringraziamento, ma non è di meno conto, voglio ringraziare sempre tutti i cittadini e le famiglie, anche famiglie dei ragazzi presenti oggi, anche quelle a casa, perché so che magari questa conferenza è visibile anche tramite i canali social del Consiglio, tutti quelli insomma che ci stanno sostenendo con la loro partecipazione, perché sono il vero motore di una manifestazione che continua a rappresentare l'identità del nostro paese. Presentare la fiera, che giunge quest'anno alla 150esima edizione, significa infatti raccontare molto più di un calendario di eventi, significa raccontare una comunità che continua a riconoscersi nelle proprie tradizioni e nello stesso tempo ha l'orgoglio e il coraggio di rinnovarle, di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. 4. Allora, la Fiera di San Rocco affonda le proprie radici nel 1869, quando nacque come fiera agricola, in un territorio che viveva prevalentemente quindi di agricoltura. All'epoca rappresentava un appuntamento fondamentale, era il luogo in cui si incontravano i produttori, i commercianti, si acquistavano attrezzature e prodotti e si concludevano affari, ma soprattutto era un'occasione di incontro e di socialità per tutta la comunità. Nel corso quindi di oltre un secolo e mezzo la fiera si è evoluta, accompagnando i cambiamenti della società senza mai perdere la propria identità. Ancora oggi conserva quello spirito di condivisione che l'ha resa un appuntamento tanto atteso, capace di unire generazioni diverse. Non sono mai mancati momenti dedicati al divertimento, a partire dalle giostre, che continuano a regalare emozioni ai più piccoli e ai ragazzi, ed è un elemento che assume
un significato ancora più grande e particolare se pensiamo che Castelnuovo Bariano fa parte del distretto della Giostra, un'eccellenza produttiva che lega il nostro territorio a una tradizione riconosciuta ben oltre i confini locali. Accanto a questo trovano spazio la gastronomia, la musica, le bancarelle, gli spettacoli e tutte quelle iniziative che rendono viva la fiera, senza dimenticare 2 appuntamenti ormai entrati nel cuore dei cittadini: la tradizionale tombola finale e il grande spettacolo pirotecnico conclusivo. Anch'esso espressione di una filiera produttiva del nostro territorio, perché possiamo dire che anche i fuochi d'artificio per noi sono un'eccellenza a chilometro zero. E poi c'è una peculiarità della fiera che si collega con un filo a ciò che poi vi racconterò come novità di questo 2026. Ve lo dico là, dai Pascadurei. Qui la pesca non è solo un'attività, è una tradizione. In ogni famiglia c'è un pescatore ed è una passione che coinvolge anche i giovani, diventando occasione di collaborazione tra generazioni. Non a caso, durante la nostra Fiera di San Rocco, uno degli eventi più attesi è quello della gara di pesca dei bambini, che riscontra sempre una partecipazione molto numerosa. Ecco, se oggi siamo qui a presentare la 157esima edizione della Fiera di San Rocco è perché appunto da oltre 150 anni ogni generazione di castelnovesi se ne è presa cura, perché rappresenta il momento in cui un intero paese si ritrova, si riconosce, si rinnova e rinnova il proprio senso di appartenenza. La Fiera di San Rocco non è soltanto una festa, è un patrimonio della comunità costruito dall'impegno della Proloco, di tutte le associazioni e di tutti i volontari che anno dopo anno continuano a renderla viva. 6. Ok? Ma quindi che cos'è che rende nuova questa edizione 2026? Allora, la principale novità di quest'anno nasce da un percorso iniziato nel 2024, quando la Regione del Veneto ha riconosciuto ufficialmente la conferenza dei sindaci del Polesine Superiore, di cui il comune di Castelnuovo Bariano fa parte insieme ad altri 6 comuni del territorio. Quel riconoscimento non rappresenta soltanto un fatto amministrativo, è stato per noi l'avvio di un modo nuovo di lavorare insieme, mettendo in rete competenze, risorse e progettualità per valorizzare un territorio che, pur nelle sue diverse identità, condivide una storia, un paesaggio e una cultura comuni. All'interno di questo percorso abbiamo avviato un'importante attività di branding territoriale, a partire da un lavoro di ascolto, di analisi e di confronto con gli altri amministratori, le associazioni, tutti i cittadini e i portatori di interesse, per rispondere a una domanda tanto semplice quanto fondamentale: che cosa rende davvero unico il nostro territorio? Allora, è una domanda che ci siamo posti molte volte, soprattutto noi di Castelnuovo Bariano, durante il percorso di confronto, e ci siamo resi conto che Castelnuovo Bariano ha tantissime risorse. È un luogo che custodisce una storia millenaria, una storia che il nostro museo civico-archeologico racconta attraverso reperti che testimoniano la presenza dell'uomo fin dall'età delle palafitte, e passando poi per la civiltà romana fino al Rinascimento. Ecco, dico cosa che non tutti possono vantare. Una storia che parla anche dell'antico castello Novo Estense, presente fino alla metà dell'Ottocento, da cui il nostro comune prende il nome, e che ricorda il ruolo di questa terra di confine, crocevia di persone, commerci e culture, e del patrimonio architettonico rappresentato dalla chiesa di San Pietro Apostolo e dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova, monumenti importanti che vanno oltre la semplice definizione di luoghi di culto. Castelnuovo Bariano poi è un territorio che ha saputo conservare un rapporto autentico con il proprio paesaggio. Le campagne, gli argini, la golena, i canali di bonifica e gli spazi naturali ancora integri raccontano un modo di vivere in equilibrio con l'ambiente.
E poi c'è l'acqua, il Po, il Tartaro Canalbianco, i gorghi, le cave di Risorgiva e la presenza di corsi minori grazie alle opere di bonifica. Allora ci siamo detti, ritorniamo, che cosa rende davvero unico il nostro territorio? Per Castelnuovo Bariano la risposta è emersa con grande chiarezza. Il nostro comune è una terra profondamente legata all'acqua. E vi dico qualcosa. Questa relazione profonda con l'acqua affonda le sue radici nella storia. Infatti nel nostro Museo Civico Archeologico di San Pietro Polesine sono conservati tra i reperti degli ami da pesca risalenti a migliaia di anni fa, che testimoniano che questa pratica era attiva già 4.000 anni fa. Per questo potrei dire che l'acqua non è solo un elemento del nostro paesaggio, ma è una parte profonda della nostra identità, perché è nella nostra cultura, nella nostra storia e potrei dire nella nostra anima. E nei secoli, quindi, dall'acqua abbiamo ricavato anche sostentamento, utilizzando il pesce d'acqua dolce, costituendo di via via una cucina povera ma identitaria, nata dalla capacità delle nostre famiglie di valorizzare ciò che il territorio offriva, con ricette che sono diventate tradizione culinaria, perché un territorio racconta la propria identità anche attraverso la tavola. Questo è l'11. Le ricette, i sapori e i prodotti locali sono il risultato della storia delle persone che lo hanno abitato. Tra tutti questi prodotti ce n'è uno che, più di ogni altro, abbiamo deciso identifica Castelnuovo Bariano, ovvero il pesgat, pesce gatto, conosciuto anche come bucon. Per molti anni è stato un piatto della tradizione domestica, custodito nelle ricette delle nostre rasdore e tramandato di generazione in generazione. Oggi riteniamo sia arrivato il momento di valorizzare questo patrimonio come identità gastronomica. Da questa consapevolezza nasce la principale novità che anticipa la Fiera di San Rocco del 2026. Il pranzo istituzionale dedicato alle ricette con il pesgat, come prima vetrina per le autorità, gli enti e le associazioni operanti sul territorio. Non sarà quindi semplicemente un pranzo di rappresentanza, ma un'occasione per raccontare Castelnuovo Bariano, attraverso ciò che meglio lo rappresenta, i suoi prodotti e le sue ricette. Abbiamo pensato che il modo migliore per raccontare il territorio non fosse farlo attraverso un dépliant, ma facendo sedere le persone attorno a un tavolo. Saranno quindi proposte 2 ricette che racconteranno la storia fatta di memoria e di appartenenza, per far vivere agli ospiti, ai primi ospiti, questa esperienza di un pesce così particolare. Questo ovviamente rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio. Quest'anno abbiamo voluto unire la nostra storica Fiera di San Rocco a quella che riteniamo possa diventare un'autentica espressione della nostra identità gastronomica, ovvero il pesgat, con l'obiettivo però che entri stabilmente nei menù dei ristoranti e in tutte quelle occasioni in cui il territorio si racconta attraverso la propria cucina. Quindi questo rappresenta l'inizio di un percorso di valorizzazione che intendiamo portare avanti negli anni insieme a tutti gli altri amministratori del Polesine Superiore, alla Proloco di Castelnuovo Bariano, alle associazioni, ai ristoratori, ai produttori e a tutta la comunità che vorrà partecipare. Vogliamo che chi sceglie di visitare Castelnuovo Bariano possa in futuro portare con sé non solo il ricordo di un luogo e la sua storia, ma anche i suoi sapori più autentici. Ma nessun progetto di valorizzazione può crescere se non nasce dalla partecipazione della comunità. Per questo continueremo ad aprire momenti di confronto e costruire insieme questo percorso, perché l'identità di un territorio non si decide in ufficio, ma si costruisce giorno per giorno con il contributo delle persone che vivono il territorio. La Fiera di San Rocco è arrivata alla sua 157esima edizione proprio per questo motivo, perché ogni generazione di castelnovesi l'ha custodita e l'ha tramandata a quella successiva. Oggi il nostro compito è fare lo stesso, arricchendola di nuovi contenuti senza mai perderne l'anima. Se riusciremo quindi a far sì
che questo spirito rimanga. La Fiera di San Rocco non sarà semplicemente una festa, ma un luogo in cui una comunità continua anno dopo anno a raccontare con orgoglio quale futuro desidera costruire insieme. Per cui aspettiamo tutti a Castelnuovo Bariano dal 28 agosto al 1 settembre per la Fiera di San Rocco e di seguirci sempre per capire tutti gli strumenti di valorizzazione che metteremo in campo per riuscire a far sì che il nostro territorio si sviluppi dal punto di vista culturale, enogastronomico, turistico e far sì che tutti possano dare valore al territorio come noi vediamo e abbiamo visione che sia giusto per questo nostro territorio. Grazie. Allora, mi sembra doveroso adesso ora dare la parola al presidente della Proloco, Francesco Lazzarini, che da molti anni guida con impegno e competenza organizzando e valorizzando la Fiera di San Rocco ogni anno. Quindi se vuol venire qui, prego. Boh, Vivi a tuo agio. io ho saputo che dovevo parlare verso le 9:15 in corriera, ma ho detto guarda che ti chiamo. Niente, io posso dire che è dal 2011 che sono presidente della Proloco. Mi viene difficile anche a parlare come Pessegat, perché per me sono i barboni, che sono più cittadino, sono più vicino a Luvigo io, e quindi là li chiamiamo i barboni. Insomma. Niente, io colgo anche l'occasione per ringraziare il mio direttivo, che qui è abbastanza in rappresentanza, e anche i soci e tutto, perché come dico sempre, loro forse senza di me insomma si trovano un po' in crisi, però io senza di loro possiamo anche chiudere, quindi io colgo proprio l'occasione per ringraziare tutti i miei soci, che prima di essere soci sono anche amici. E niente, cosa dire, da quando sono entrato io in Proloco, insomma, siamo cresciuti sia come fiera, con le bancarelle, siamo cresciuti anche come giorni, perché quando sono entrato io facevamo sabato, domenica, lunedì, martedì, poi abbiamo iniziato a fare il venerdì e adesso quest'anno col sindaco nuovo ci stiamo anche mettendo anche il giovedì. E quindi ringrazio sempre l'amministrazione comunale perché insomma ci appoggia e insomma abbiamo al momento, per quanto mi riguarda, una buona collaborazione e quindi io ringrazio la sindaca per questo, che ci appoggia sempre, e anche i dipendenti del comune che sono molto, molto collaborativi. Io basta che chiedo qualcosa qua là, dalla prima porta all'ultima, compreso io buonissimi rapporti con tutti i dipendenti comunali, quindi anche qui ringrazio tutto. Poi niente, quest'anno la nostra fiera arriva ai 157esimo, come hai detto te, e abbiamo qualche novità, sì, abbiamo fatto un periodo che le giostre c'erano, non c'erano, invece insomma da 2 o 3 anni abbiamo la piazza completa di giostre e per i ragazzi e per i bambini insomma è un buon. E dopo abbiamo il nostro stand che nel nostro piccolo insomma continuiamo a lavorarci. Tutto qua. Grazie. Grazie ancora. Allora, non è finita, perché per concludere vi mostriamo il video realizzato dal regista Maurizio Antonelli, ecco, non so dopo se c'è qualche conclusione anche da parte del consigliere, però ecco, intanto ci guardiamo questo video perché è proprio sulla storia della Fiera di San Rocco. Antonelli, come voi sapete, ma magari chi ci segue o chi vedrà questa conferenza non lo sa, Antonelli è residente a Castelnuovo Bariano, ma ha presentato nel 2025 il suo 4º film alla Mostra del Cinema di Venezia ed è quindi un motivo di orgoglio per noi poter condividere la sua personale interpretazione cinematografica di una delle manifestazioni più rappresentative della nostra comunità. E quindi chiedo di mettere il video di Maurizio Antonelli. Grazie.
Castelnuovo Bariano è un paesino situato sulla sponda sinistra del Po. La sua storia affonda le radici in epoche remote, risalenti all'età del bronzo. Come tanti paesi, la sua economia è sempre stata legata all'agricoltura e forse per questo, una volta all'anno, in ogni paese si svolgeva una festa, il cui scopo era la compravendita dei prodotti della terra e degli animali. Questo documento testimonia la prima fiera nel 1869. Oltre alla compravendita, comincia ad esserci un momento di svago con la tombola, del valore di 500 lire. All'epoca questa cifra corrispondeva allo stipendio di un anno di un maestro. Da qui in poi diventerà un appuntamento annuale. Una cartolina del 1914 mostra una delle primissime giostre con i cavallini e alcune bancarelle. Passa il tempo e la fiera si arricchisce con diverse attrazioni. In piazza aumenta il numero delle giostre. Sì, signora, vorremmo qualche opinione sulla fiera di Castelnuovo Bariano. Quest'anno c'è molta gente, per fortuna il tempo è bello, insolitamente, insomma mi sembra sia andata bene. Ci vuoi dire qualcosa sulla fiera di Castelnuovo? A me piace, basta. Cosa vorresti di nuovo nella fiera? Vorrei una giostra in più. Indimenticabile la gara ciclistica amatoriale, che poi si svolgerà per diverso tempo. Le lotterie, e l'immancabile tombola. Siete di Castelnuovo? Sì, abito a Castelnuovo Bariano, ma non sono di qua, comunque abito da tempo, ecco. Ho capito, siete venuti alla tombola allora? Sì, Un appuntamento attesissimo è la sfilata degli abiti da sposa, gentilmente offerti dalle signore del paese. Sfileranno inoltre bellissimi abiti etnici. Da sera e per bambini. Esilaranti le partite del cuore con squadre miste di calcio luna lucentica scatta lu tempo lu vento mi chiama e un torneo di calcio balilla umano che hanno attirato un numerosissimo pubblico. Interessanti le mostre di quadri e manufatti di appassionati locali. E la rievocazione della trebbiatura come si svolgeva ai vecchi tempi. I ragazzi poi si sono cimentati in divertenti gare di pesca.
Nel tempo ha preso piede il moto raduno organizzato dal gruppo degli Svalvolati, che diventerà un appuntamento fisso della Domenica della Sagra. La nostra fiera è dedicata a San Rocco, si svolge l'ultimo fine settimana di agosto ed è organizzata da sempre dalla Proloco, che instancabilmente si adopera per il successo dell'evento, fornendo buon cibo, buona musica e manifestazioni varie. Cosa possiamo dire quindi dopo 157 anni di edizioni della nostra fiera? Che il nostro compito non è semplicemente quello di conservarla, ma quello anche di consegnarla alle nuove generazioni sempre più ricca, più consapevole e ancora più capace di raccontare chi siamo, perché una fiera è viva solo se continua ad appartenere alla propria comunità. Grazie a tutti. Grazie.